Agrigento, stazione centrale. Il bar all'interno è ormai chiuso da tempo e nessuno se ne preoccupa, come se il problema non fosse legato anche al turismo. I turisti che mettono piede alla stazione di Agrigento, non sapendolo, chiedono inutilmente dove poter acquistare una semplice bottiglietta d'acqua o bere un caffè. La risposta che la stazione di Agrigento, sebbene si presenti elegante, non ha un bar, è una risposta che imbarazza le persone, ma non chi ha il dovere di interessarsi anche di queste cose che sembrano piccole, ma non lo sono. Ieri su Facebook ci ha pensato Mario Aversa del gruppo Agrigento Punto e a Capo, il quale, ironizzando, ha raccontato un episodio che lo ha visto testimone. Cosa rispondere ai turisti che chiedono del bar? Per la vergogna conviene dire di non essere del luogo, così come ha fatto Mario Aversa. Leggendo il suo post ci sarebbe da ridere, ma non ci si può certo divertire perché la storia è tutt'altro che comica. Il richiamo ai deputati che viene fatto nello stesso post su Facebook vale naturalmente per tutte le altre cose che penalizzano Agrigento. In fondo il bar della stazione chiuso cosa volete che sia rispetto a tutto il resto? Ma sarebbe bene approfondire l'argomento.